Una sinergia esercito-sanità che rappresenta un caso unico in Italia e che ha portato a Padova alla donazione di una sala operatoria mobile che è stata allestita in un'area servizi all'interno dell'azienda ospedaliera. La concessione a Padova della struttura medica nasce dalla necessità di sopperire alle criticità rappresentate dalla Banca dei Tessuti del Veneto, dovute anche alla carenza di strutture che garantiscono l'effettuazione dei prelievi multitessuto. Sono dei dispositivi che hanno determinati costi, delle manutenzioni che sono obbligatorie, quindi da un lato un aspetto essenzialmente logistico amministrativo e poi c'è l'aspetto primario che è quello dell'addestramento del nostro personale. Nell'ambito dei nostri valori c'è chiaramente valori, tecnologia e addestramento, e questa è una grande opportunità per noi perché, come è stato spiegato, avremo la possibilità di addestrare il nostro personale, non soltanto quello in fase di specializzazione, ma soprattutto i soccorritori militari, che sono quelli che impieghiamo abitualmente in nostri tutti i teatri operativi. La sala operatoria mobile è stata resa disponibile dal comando logistico dell'esercito ed è stata installata dal personale del terzo reparto Sanità Milano. Rimarrà in uso all'azienda ospedaliera di Padova per un anno con possibilità di rinnovo della convenzione.